Buongiorno. Buongiorno ragazzi, buon San Valentino. Auguri, ciao. Buon San Valentino, abbiamo dei messaggi per voi. Allora. Uno per Giulia. Uno per Nicola Bruno. Grazie. Liceo Classico Antonio Canova di Treviso. I rappresentanti d'istituto distribuiscono agli studenti, ma anche a molti insegnanti, i biglietti di San Valentino che hanno invitato i ragazzi a scrivere. Oltre 400 con frasi di amicizia, affetto, gratitudine, anonime o firmate, destinate a una persona in particolare o casuali. Oggi ci siamo organizzati per entrare in ogni classe e recapitarle a ciascuno dei ragazzi. Infatti per l'occasione ci siamo vestiti tutti di rosa come dei veri e propri cupidi, quindi sì, per accentuare questo spirito di San Valentino. Tutto è partito dai miei 6 mesi in America lo scorso anno. A febbraio, nella high school in cui mi trovavo, hanno ideato questa iniziativa proprio e ho pensato, una volta tornato in Italia, che fosse stupenda da riproporre anche nel mio liceo, soprattutto in tempi di Covid in cui le relazioni fisiche sono difficili da mantenere. Questa iniziativa di scambio di messaggi, di belle parole, buon augurio, pensavo fosse un'ottima idea anche per il liceo Canova, insomma. Che tenore hanno questi messaggi? Sono generalmente espressioni di affetto da parte di amici oppure di stima nei confronti di professori, sono tutte cose molto, molto carine e sentite, ecco. Magari qualcuno che ha approfittato di questa iniziativa per dichiararsi, secondo te? Sì, probabilmente c'è stato. È stato anche questo, generalmente in anonimo, però ci sono stati anche questi casi, sì. E i destinatari dei biglietti? Sorrisi e un bel po' di stupore. Posso chiederti cosa c'è scritto? Sì, una lettera di non so da parte di chi, perché non è firmata, e mi augurano di fare quello che voglio fare nella vita e niente, più sentiti auguri. A dire il vero è stata la mia migliore amica che ti sta facendo gli auguri di San Valentino. Non me lo aspettavo, sono rimasta molto colpita sinceramente, quindi apprezzo molto. È un'iniziativa carina. Sì, è un'iniziativa molto carina.